Bentrovati amici, oggi parliamo di sicurezza alimentare, cercheremo di capire cosa arriva nelle nostre tavole e soprattutto quali sono gli accorgimenti per non andare incontro a problemi di salute. In estate soprattutto il caldo ci porta a consumare alcuni tipi di cibo, pensiamo al tonno rosso, al pesce, ai prodotti ittici, ma anche formaggi, latticini, yogurt. Attenzione, sono tantissimi i controlli dell'ASP di Catania e anche i sequestri si susseguono veramente in maniera molto intensiva. È di giusto oggi la notizia che durante un controllo da un grossista di Acireale oltre 3 tonnellate, pensate ai prodotti ittici destinati alla vendita che riportavano l'indicazione del termine minimo di conservazione scaduto, sono stati sequestrati dalla Guardia Costiera di Catania. Sono stati trovati anche 500 kg di prodotti ittici congelati senza l'etichettatura per identificarli e tracciarne la provenienza, ed essendo questo cibo dichiarato non idoneo al consumo verrà distrutto. Altre volte invece il sequestro, per esempio di tonno rosso, viene sequestrato per alcuni motivi ma si può consumare e allora in questo caso viene devoluto al banco alimentare. Ma adesso entreremo nel dettaglio, lo faremo con il dottor Domenico Messina, che è il direttore del Banco Alimentare di Catania, che tra poco vedremo in collegamento, ma ne parliamo soprattutto con un veterinario, con il dottor Antonio Giuliano, che è il dirigente del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Catania. Ben trovato, grazie per essere qui con noi. E allora, la catena del freddo è fondamentale, soprattutto le etichette, voi continuate a fare i vostri controlli e, come vediamo, continuate anche a sequestrare tanta roba. Cos'è che dobbiamo attenzionare? Innanzitutto la ringrazio per averci dato l'opportunità un attimino di informare i nostri consumatori, i nostri telespettatori di queste numerosi articoli che molto spesso compaiono su quelli che sono gli organi di stampa. Diciamo che il controllo della sicurezza degli alimenti è un principio su cui ovviamente si basa tutto il lavoro da parte dei servizi veterinari che operano un po' in tutta l'Italia, ma ovviamente nel nostro caso presso l'ASP di Catania. Parliamo del tonno rosso che proprio pochi giorni fa avete fatto un ingente sequestro di tonno rosso. Cosa non andava bene in questo caso? Il tonno rosso in particolare è un alimento molto particolare perché è disciplinato, la cui attività di pesca è disciplinato da alcune normative europee volte e finalizzate soprattutto alla tutela del numero degli esemplari, per evitare i cosiddetti sforzi di pesca, cioè per evitare che si peschi troppo tonno e quindi in qualche maniera si possa impoverire il mare. A livello dell'Unione Europea è stato stabilito che è possibile pescarne determinate quote. Quindi cosa significa? Che i pescatori, gli imprenditori del settore ittico che vogliono pescare, per poter pescare devono avere una sorta si chiama una quota tonno, determinate quote. Capita viceversa che altri operatori, in difetto di questa quota, vanno a pescare ugualmente e quindi cosa succede? Vengono sanzionati. Praticamente fanno un'attività di pesca illegale. Gli organi addetti al controllo sulla pesca, con i quali abbiamo un'attività di grandissima sinergia, che sono rappresentati dalla Capitaneria di Porto di Catania, soprattutto la Guardia Costiera e con la Finanza Navale, svolgono questa attività di controllo, individuano, intercettano o direttamente sui pescherecci o viceversa su dei camion o anche negli stabilimenti la presenza di questo tonno che ha un problema di natura documentale ma che nulla ha a che fare con la sanità, e quindi a questo punto interveniamo noi. Intervenite e in quel caso sanzionate ma sequestrate. Assolutamente. Però è tonno che si può mangiare. Il pesce viene innanzitutto tolto dalla disponibilità di chi l'ha pescato. A quel punto il servizio veterinario fa il suo lavoro, cioè quello che stabilisce se quel pesce può essere destinato al consumo umano
o viceversa quel pesce purtroppo non deve può essere essere. distrutto. Per far questo, per fortuna, dico, noi siamo dotati innanzitutto sempre di termometri, perché il rispetto della temperatura nel tonno rosso e in generale rispetto alla catena del freddo è fondamentale. Quindi grazie un po' a tutte le attrezzature che abbiamo andiamo a fare un'attività di controllo ispettivo, quindi controlliamo il pesce, verifichiamo l'occhio. Adesso entreremo nel dettaglio, anche perché è bene che i nostri telespettatori che si recano in pescheria riescano a capire Certo. se stanno acquistando del pesce fresco, se possono come dire, fidarsi del venditore e soprattutto come conservare questi prodotti in frigo. Parliamo anche di uova, di latte, di formaggi, quindi entreremo nel dettaglio. Stiamo parlando però di questo ingente quantitativo di tonno rosso che è stato sequestrato recentemente a Catania. Si poteva consumare, è andato a finire al banco alimentare, ed è qui che io coinvolgo il dottor Domenico Messina, che è proprio il direttore del banco alimentare della Sicilia. Voi dunque cosa fate? Ricevete questo tonno, ma immagino siano tonni belli grandi, vengono sezionati, e poi cosa fate? Come li distribuite? Perché immagino che deve essere tutto svolto in maniera veloce, no? Stiamo parlando di prodotti che possono appunto rovinarsi. Dottor Messina. Non lo sento, non sentiamo il dottor. Ah, ecco, adesso sì. Adesso? Sì, adesso mi sente, la sentiamo, prego. Quindi cosa fate? Ricevete, dove andate a prenderlo innanzitutto e come fate a distribuirlo? Intanto il progetto è un progetto che ha ormai 5 anni di storia. È nato, diciamo, grazie alla collaborazione dell'ASP, della Capitaneria di Porto, dell'Istituto Zooprofilattico e del MAS, che, diciamo, che mette a disposizione degli spazi per conservare il pesce che viene sequestrato in attesa che venga controllato. Dentro questo percorso diciamo, la parte più importante è la lavorazione, perché una volta che i veterinari hanno stabilito l'adeguata disponibilità, possibilità di essere consumato a livello umano, deve essere lavorato, e la lavorazione viene effettuata attraverso aziende che fanno questo, diciamo, di mestiere durante tutto l'anno. Quindi non lo distribuite subito? Fresco così, viene lavorato e poi lo date alle famiglie? Il processo di lavorazione dura all'incirca 4-5 ore a distanza del... Ah, ecco, stiamo parlando una volta ottenuto, sì, è molto molto rapido. Scusate, ma io sento un ritorno della mia voce, quindi faccio un po' fatica a parlare. Ecco, adesso cercheremo di risolvere questo. Quindi viene lavorato in pochissime ore e poi dicevo, chiaramente viene dato a che cosa? Delle associazioni, alle parrocchie, ecco, cosa viene accade? dato, viene distribuito, intanto viene porzionato e messo sotto vuoto ed etichettato. Tutto questo nel rispetto del mantenimento della catena del freddo. Diciamo che poi viene distribuito a quelle organizzazioni che operano, diciamo organizzazioni no profit, che operano nell'ambito dell'assistenza alle persone in difficoltà, ma che principalmente lo consumano cotto. Ecco. Quindi, per intenderci, l'Help Center della Caritas di Catania, la Locanda del Buon Samaritano, tutte quelle entità che hanno la possibilità di cucinarlo, perché uno dei requisiti fondamentali è che questo prodotto venga somministrato cotto e soprattutto venga somministrato da chi lo sa cucinare. Grazie dottor Messina, perché stanno arrivando già le prime segnalazioni o comunque i primi commenti, e mi piace dare spazio ai nostri telespettatori, che invito a contattare i nostri studi attraverso il 342 7455 005. Con un messaggio potete rivolgere delle domande al dottore Messina o al dottor Giuliano. Qualcuno ci scrive: mi chiedo come si può vendere tonno al mercato di Catania senza frigo, senza ghiaccio e messo sotto gli ombrelloni
milioni. Poi mi chiedo come questi operatori che non vendono dove lo mettono. Ah, ecco, dice, ma quando gli rimane del tonno dove lo mettono? E la stessa cosa dice per i funghi sott'olio buttati ad aria aperta, eccetera, eccetera. Dottor Giuliano, è una giusta osservazione? Assolutamente sì, abbiamo detto che il rispetto della catena del freddo rappresenta sicuramente uno dei punti di maggior critici. Critici perché il tonno rosso in particolare, ma tanti altri prodotti lasciati a temperatura, conservati a temperatura inolio possono rappresentare un pericolo. Le indicazioni che noi diamo ovviamente a tutti è quello di evitare di fare degli acquisti presso quelle persone che palesemente non rispettano determinate regole. Noi abbiamo le indicazioni che ha dato il nostro telespettatore. Abbiamo fatto delle operazioni diciamo, abbastanza repressive nei confronti di chi non rispetta le regole, però purtroppo non riusciremo mai a evitare a debellare il problema. Allora io credo che dovremmo agire in maniera diversa. Nel momento in cui noi ci rendiamo conto che palesemente determinati operatori non rispettino le regole, al di là di quella che è la nostra azione, che comunque vi ribadisco viene più volte esercitata nell'arco dell'anno, ma deve essere il consumatore, deve essere il consumatore accorto. a evitare, perché ci sarà sempre, diciamo così, colui il quale cerca di eludere il rispetto delle regole. Dobbiamo anche essere un pochettino un po' più bravi noi a evitare gli acquisti e rivolgerci invece a quella notevole quantità di operatori che rispettano le regole, che hanno i prodotti tracciati, che hanno delle attività regolari, che mantengono la catena del freddo, che rispettano la tracciabilità. Questo è un invito che io rivolgo ai nostri telespettatori che riguardi il prodotto ittico, il prodotto carneo, i prodotti lattiero-caseari, il pane, qualunque cosa. Cioè uno che è fermo in mezzo alla strada con un cofano aperto che vende di tutto e di più, lo dico chiaramente, evitiamo assolutamente di fermarci, perché lì le garanzie non ve le potrà dare nessuno e comunque non saremo mai in grado di andare a intercettare tutte queste persone che possono fare. Quindi Certo. facciamo in modo di... A proposito delle uova, cambio un po' genere argomento. Spesso le vediamo esposte, non lo so, nelle salumerie, dal pollivendolo, eccetera, però non conservate in frigo. Vanno bene, l'importante è che controlliamo la scadenza. E poi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere invece in frigo? Diciamo che questa è una normativa un po' particolare. L'uovo è un prodotto innanzitutto che già di per sé ha tutto un sistema di protezione naturale. Noi vediamo l'uovo in realtà con il guscio dell'uovo. Il guscio dell'uovo che noi vediamo in realtà sembra qualcosa di duro fatto di carbonato di calcio, però in realtà se guardassimo a un microscopio ci sono tanti piccoli pori. Questo che cosa vuol dire? Innanzitutto che l'uovo potrebbe essere oggetto di batteri che possono, tra virgolette, tramite questi pori penetrare all'interno del nostro uovo. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Gli operatori non sono obbligati a tenerli in frigo. Poi la norma consiglia a noi consumatori, una volta comprati, di tenerli in frigo. Consideri che per legge l'uovo deve essere consumato entro 28 giorni dalla data di deposizione. Quindi c'è un buon margine di tempo. Vi faccio presente che noi abbiamo la fortuna a Catania di avere circa 8 grossi stabilimenti produttori di uova, oltre che abbiamo Ragusa che rappresenta una provincia con una vocazione per quanto riguarda il settore avicolo e anche in particolar modo il settore dell'uovo particolarmente importante. Quindi invito tutti a, diciamo così, comprare le nostre uova, le uova siciliane, perché sono controllate e vanno bene. Voi andate negli stabilimenti a vedere cosa mangiano le galline? Ecco, perché spesso c'è allevate. Guardi, ecco. Un consiglio per gli acquisti. Una delle cose importanti noi dobbiamo controllare innanzitutto che le uova debbono riportare sul guscio una stampigliatura, hanno un numerino.
Il numerino inizia sempre con 0, 1, 2 o 3. Questa è la prima cosa che vedete su questo uovo. Innanzitutto non si comprano uova che non siano stampigliate. Le uova devono essere stampigliate. Le uova che sono stampigliate, in base al numerino, normalmente troviamo o 3 o 2. Se c'è 3 vuol dire che sono state allevate in gabbia, se c'è il numero scritto il numero 2, il primo numerino, vuol dire che sono state allevate a terra. Noi abbiamo questi allevamenti dove andiamo a fare dei controlli molto precisi, il servizio veterinario, io mi occupo dell'igiene degli alimenti, ma ci sono dei colleghi che si occupano della sanità animale, perché soltanto da un animale sano, da un bovino sano, da una pecora sana, da una gallina sana potremmo ottenere prodotti sani. E poi c'è anche un altro gruppo di miei colleghi che si occupano dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, che controllano il benessere, anche gli animali allevati a terra, che sicuramente devono rispettare delle regole, perché c'è una densità di popolazione che può stare in un capannone. Cioè, dico, Certo. il controllo è a 300 lungo tutta la filiera, E per quanto riguarda invece il latte? È tutto prodotto realmente in Sicilia? Guardi, noi per quanto riguarda il latte io le posso dare certezza che abbiamo sempre lì un'altra grande fortuna che si chiama Ragusa. Ragusa è un'isola felice per quanto riguarda l'allevamento degli animali, degli allevamenti delle bovine da latte. Noi abbiamo di contro il più importante stabilimento di trattamento termico di latte che c'è nell'Italia meridionale. Quindi oltre 75 milioni, 77 ora non sono in grado di non ricordo esattamente, ma siamo su questi numeri di latte che viene praticamente lavorato a Catania, arriva da Ragusa. Quindi lei si immagini il quantitativo di latte, quindi anche qui vi invito ad andare a controllare le etichette e comprare latte che sia stato prodotto o a Catania o a Ragusa, perché gli stabilimenti più importanti sono in queste due isole. Se troviamo al supermercato una confezione dove c'è scritto latte siciliano, comunque latte italiano, possiamo stare sicuri che è veramente così? Assolutamente sì. Ascolti, ovviamente questo non vuol dire che il latte che viene prodotto nelle altre regioni non sia buono. Questo non mi permetto di dirlo, perché sicuramente avranno un servizio veterinario efficace come il nostro, però per quanto riguarda tutto quello che viene lavorato e controllato a Catania è sotto la nostra diretta responsabilità. E quindi lei giustamente può garantire, come si vuol dire. Ma anche quello che avviene negli altri stabilimenti della Sicilia, siccome esiste un assessorato regionale alla salute che si occupa anche del coordinamento delle attività di controllo, le posso garantire che i controlli vengono fatti in maniera molto seria, molto rigorosa, e quindi dico i nostri prodotti sono validi. Si parla spesso degli antibiotici che vengono dati agli animali. Perfetto. Ecco, si è ridotto assolutamente sì. Il contrasto all'antimicrobico resistenza è un obiettivo strategico che è presente a livello nazionale, ma su disposizioni di tipo regionale. Le faccio un esempio pratico. Io in persona sono il referente della verifica dell'antimicrobico resistenza sulla carne. Quindi possiamo consumare serenamente la carne? Le posso garantire che la presenza degli antibiotici negli ultimi 5-6 anni ha avuto una drastica riduzione. Questo perché ci si è reso conto che purtroppo oggi il fenomeno dell'antimicrobico resistenza ha creato tanti problemi, perché purtroppo in ospedale ci sono forme di infezioni molto pericolose da batteri super resistenti. Sono state fatte norme ad hoc col divieto di utilizzo, ad esempio, di alcuni tipi di antibiotici negli animali, quindi c'è tutta una normativa ad hoc. Io in persona mi occupo di fare i controlli sulla carne di pollame, di tacchino, di suino e di bovino. Ogni anno c'è un piano fatto dall'Unione Europea che tutta l'Europa, l'Italia, la Sicilia e Catania attua in maniera precisa e puntuale.
Allora andiamo subito in pubblicità perché già stiamo iniziando a mangiucchiarci tutto il nostro tempo, però voglio dare anche spazio a chi ci sta scrivendo al 342 7455 005 e poi daremo la voce anche ancora una volta al direttore del Banco Alimentare della Sicilia. Restate con noi, adesso risponderemo alle vostre domande. A tra poco. Eccoci, stiamo parlando con un veterinario, con il dirigente del Dipartimento Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Catania, stiamo parlando di sicurezza alimentare, abbiamo aperto la nostra trasmissione parlando del tonno rosso e qualche nostro telespettatore ci sta dicendo ma quando noi vediamo che c'è qualcosa che non va, un rivenditore che secondo già un occhio esperto o quantomeno in base alle indicazioni che ha dato il dottor Giuliano non sta rispettando la catena del freddo, non sta esponendo nel suo bancone in maniera igienica i prodotti che vende, ecco, come possiamo fare noi consumatori a segnalare queste quindi dare una certa alert, un allarme? Dottor Giuliano, cosa si può fare? Guardi, per quanto riguarda il discorso delle segnalazioni, esistono tutta una serie di numeri un po' più specifici che riguardano ad esempio quello delle capitanerie per quanto riguarda tutto il settore ittico, perché vede la disciplina della pesca è molto particolare, anche il bianchetto è un di quegli alimenti che in realtà non è possibile pescare, però purtroppo molto spesso le persone lo fanno in maniera fraudolenta, quindi limitatamente al settore ittico vi consiglio di segnalare queste cose al numero della Guardia Costiera in generale. Che è il 15, credo che sia 15, credo che sia il 1515, non vorrei dare un'informazione sbagliata, quello delle capitanerie di porto, un po' credo che dovrebbe essere questo, però non sono in grado, non sono certo. Per quanto riguarda il pesce, comunque per quanto riguarda l'ASP, io credo che sul nostro sito è presente un numero che riguardi sia l'URP, dove spesso a noi arrivano comunque delle segnalazioni da parte di cittadini che ci segnalano, quindi proprio da poco ho ricevuto almeno 2 o 3 segnalazioni al nostro URP, quindi dico qualunque segnalazione, anche ben circostanziata, dico noi... Voi vi attivate? Assolutamente sì, noi ci attiviamo sempre perché riteniamo che i cittadini noi lavoriamo per i cittadini, per tutelare la salute. L'articolo 32 della Costituzione considera la salute un bene che deve essere tutelato e noi siamo a servizio dei cittadini, quindi qualunque forma di segnalazione che a giudizio poi chiaramente valuteremo noi, però le posso garantire che nulla viene lasciato. Certamente, ma andiamo al nostro frigo, cosa dobbiamo cercare di capire quando acquistiamo i prodotti? Ecco, a volte come le dicevo prima che iniziasse la trasmissione, a volte al supermercato si notano delle scatole di surgelati che sono... Sì. Si capisce che sono tipo bagnate, umide, insomma non sono integre. Ecco, quello è già un piccolo segnale che la catena del freddo si è interrotta e sì, quindi dobbiamo stare attenti. Attenti anche alle conserve, al tonno sott'olio fatto in casa, perché ecco, ci sono tante di quelle accortezze, questa trasmissione dovrebbe durare almeno un'altra mezz'ora. Purtroppo il tempo è sempre tiranno, quindi mi rendo conto dei numerosi impegni. Diamo dei piccoli consigli, ma proprio lanciandoli così. Consigli velocissimi. Innanzitutto è ormai purtroppo sotto l'occhio di tutti noi che le temperature stanno aumentando. Aumentano le temperature, ma i batteri non è che diciamo così stanno a guardare. Quindi l'aumento delle temperature esterne rappresentano un grossissimo problema. Rappresentano un problema per i nostri operatori, però ahimè rappresentano un problema secondo me anche per noi consumatori. Comprare, andare a fare la spesa di prodotti deperibili oggi senza avere un'idonea borsa frigorifera non reputo che sia più una cosa fattibile, perché purtroppo l'aumento della temperatura poi si ripercuote sulla stabilità dei prodotti. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è avere l'accortezza di iniziare ad andare a fare la spesa con la borsa frigorifera. Certo. Comprare per ultimi soprattutto i surgelati, utilizzare i surgelati a mo' di siberino, cioè se lo compriamo per ultimo lo mettiamo in questa borsa frigo che ci permette di mantenere l'oro e poi subito in frigo e andare soprattutto a casa, perché vede
Io dico a tutti fate le segnalazioni, però molto spesso ci arrivano delle segnalazioni dove poi noi a seguito anche a volte delle interviste ci rendiamo conto che in effetti forse è colui il quale che ci presenta il problema che in realtà ha creato il commesso un problema. errore. E poi, così come ci siamo un attimo detto, ieri ho partecipato a un interessantissimo convegno organizzato dall'Istituto Zooprofilattico dove una dottoressa faceva vedere che è stato fatto uno studio su tutti i frigoriferi domestici, cioè quelli che abbiamo ciascuno di noi a casa nostra e che pensiamo che siano più o meno intorno ai 3-4 gradi, dove invece è stato visto che la media è tra 7,7 e 8 gradi, cioè mediamente il frigorifero sta al doppio della temperatura che noi immaginiamo. Questo che cosa vuol dire? Che purtroppo tanti alimenti che sono, tra virgolette, realizzati dall'industria per stare intorno ai 4 gradi, mediamente noi riteniamo in frigo al doppio della temperatura. Questo significa che scadono prima? Significa che si alterano prima. Quindi attenzione anche a questo. E soprattutto in questo periodo evitiamo di fare acquisti tra virgolette un po' troppo abbondanti, compriamo piccoli quantitativi, andiamo subito a casa e consumiamoli velocemente. Certo, allora rispondiamo a questo nostro telespettatore e poi diamo la parola al dottor Messina. Assolutamente sì. Dice, ma le uova che acquistiamo possono creare dei problemi all'intestino, possono veicolare dei batteri? Le uova che noi compriamo possono assolutamente, potrebbero, come tutti quelle gli che alimenti, compriamo nei supermercati, potrebbero nell'intestino? Le uova che noi compriamo ai supermercati sono uova che derivano da allevamenti che sono stati sottoposti a uno specifico piano che si chiama piano di controllo della salmonellosi. Okay? Quindi ogni anno l'allevatore di galline fa un controllo in autocontrollo tramite un suo veterinario privato e in più noi come servizio veterinario facciamo dei controlli per verificare sempre l'assenza della salmonella, perché la salmonella è il problema delle uova. In linea generale i controlli sono sempre favorevoli, significa che non abbiamo problemi. A volte può capitare. Che cosa vuol dire? Che in generale non ci sono problemi, le uova le possiamo acquistare ed è difficile. Non è però, siamo in biologia, non c'è la certezza assoluta. Quindi raccomando sempre comunque che dopo la manipolazione delle uova, ovviamente stiamo parlando delle uova in guscio, di avere l'accortezza di lavarsi le mani. Perché è estremamente importante, perché il guscio comunque potrebbe potenzialmente essere fonte di contaminazione. In linea generale no, perché ribadisco, facciamo questo piano dall'allevamento alla tavola. Va bene, grazie dottore, perché il tempo sta scadendo e devo dare la linea anche al dottor Messina. Dottor Messina, allora, il Banco Alimentare sappiamo il grande servizio che offre alla comunità il Banco Alimentare, dove vanno a finire anche tanti prodotti che i supermercati non riescono a vendere ma che sono ancora di ottima qualità, e voi è il vostro il compito di distribuirle. Ci dia qualche numero, ecco, quante persone voi riuscite a raggiungere, persone bisognose che grazie al Banco Alimentare riescono, come dire, ad andare avanti un po' più serenamente. Sì, mi permetta di dire anche, perché prima non ci sono riuscito, che il progetto funziona anche grazie a un sostegno di Banca Intesa che dentro questa cosa sostiene tutti i costi vivi di sezionamento che comunque devono essere fatti appunto da operatori professionali. Banco Alimentare comunque in generale durante tutto l'anno recupera tutto quello che è ancora perfettamente commestibile ma che per varie ragioni appunto non più commercializzabile, e lo distribuisce ai suoi enti convenzionati che operano a favore dei bisognosi. In Sicilia la rete Banco Alimentare collabora con oltre 700 realtà caritative, supportando in maniera continuativa, quindi non spot, non una volta durante l'anno ma tutto l'anno, oltre 280.000 siciliani, distribuendo loro qualcosa come 18 milioni di chilogrammi di alimenti ancora perfettamente buoni che vengono sottratti dallo spreco alimentare. Grazie dottor Messina, quindi il singolo non può donare al Banco Alimentare. Allora, il singolo può donare alimenti in occasione della giornata nazionale della colletta alimentare, che quest'anno si svolgerà il 15 novembre
permettetemi di dire in tutti i supermercati della Sicilia, perché sono oltre 1 migliaio, quindi praticamente la maggior parte, può sostenere economicamente le azioni di Banco Alimentare. Su www.bancoalimentare.it si può scegliere l'organizzazione da sostenere, e se dovesse avere, diciamo, in occasione di eventi o di altre cose, volesse donare dei prodotti alimentari, si può mettere comunque in contatto con noi, che comunque faremo in modo di poter ricevere il quantitativo donato, assolutamente. Grazie, io devo salutare i miei ospiti, grazie al dottor Messina, grazie anche a lei, dottor Giuliano, che ci ha un po' chiarito le idee e anche dato dei consigli su come comportarci al supermercato, ma anche quando facciamo la spesa nei mercati rionali. Grazie. Grazie a lei. E grazie alla regia, ma grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.